Mattia Stival anche nel gruppo di testa. Siamo solo alle prime battute di una gara che si svolge su 6 km, 3 giri grandi del percorso. L'andatura non è delle più sostenute. Impegnativo percorso che vede continui saliscendi. Vediamo in lontananza il gruppo ancora compatto, è Giacomo Sartori dell'Atletica Vicentina che fa l'andatura, ma sono ancora una ventina di unità. C'è anche Michele Zanatta nel gruppo di testa, nel gruppo insieme ai maschietti della categoria juniores. Accodata al gruppo di testa c'è anche Michela Zanatta, la prima delle concorrenti del cross lungo femminile, mentre mi pare che Laura Cavara stia guidando l'inseguimento, quindi in seconda posizione la portacolori dell'Atletica Città di Padova. Ora Marco Petenazzo insieme al compagno di squadra Giovanni Lazzaro a far l'andatura quando ci avviciniamo alla conclusione del primo dei 3 giri grandi. E Michela Zanatta sempre lì insieme ai maschietti nel gruppo di testa. Sotto la spinta di Marco Petenazzo sembra si stia sgranando il gruppo di testa. Marco Petenazzo è affiancato dal compagno di squadra Giovanni Lazzaro, poi c'è Marco Salvatore insieme a Giacomo Sartori, Mattia Stival e poi Manuel Bratti, Stefano Piga ed ecco la Michela Zanatta che sta guidando la gara femminile. Alle sue spalle vediamo il terzetto delle inseguitrici che è con Laura Cavana, Michela Zorzanello e Chiara Lionzo, poi Arianna Mondin in quinta posizione per la gara femminile. Giovanni Lazzaro ora al comando, seguito da Marco Salvador, Marco Petenazzo, Enrico Piga e Manuel Bratti. C'è anche Simone Bertin, Mattia Stival
Poi vediamo Giacomo Sartori, Miro Buroni. Poi col numero 263 c'è Marco Dalle Molle. E Michela Zanatta. Michela Zanatta, solitaria al comando, si fa per dire, in mezzo a tanti maschietti, solitaria al comando della gara femminile. La lotta per le posizioni di rincalzo nel settore femminile con Laura Cavara dell'Atletica Città di Padova che precede Michela Zorzanello e Chiara Lionzo Michela Zorzanello della Sindustria Rovigo e Chiara Lionzo dell'Atletica Vicentina. Che cavolo! Questa è la situazione nel settore femminile, mentre è ancora molto aperta la situazione nella gara maschile juniore. Dai Laura. Dai Sara, brava. Forza Sara. Dai Sara, dai, dai. Siamo a circa metà del secondo giro grande, sempre abbastanza unito il gruppo di testa, qualcuno si sta perdendo per strada, ma è sempre la coppia dell'Atletica Città di Padova, Pettenazzo Lazzaro a far l'andatura, si è portato anche Simone Bertin, sempre della stessa società, nel gruppo di testa. Ora è Marco Pettenazzo che sta spingendo e il gruppo si sta sgranando alla testa della gara juniores. Tra poco li vedremo risalire sull'argine per poi scendere e andare ad iniziare il terzo giro grande. Ed ecco, si è formato un quartetto al comando con Marco Pettenazzo, Simone Bertin che si getta con una scheggia in discesa. Simone Bertin ora fa l'andatura, Marco Lazzaro, no, Giovanni Lazzaro e Marco Salvador, poi Marco Dalle Molle dell'Atletica Vicentina. Dietro di lui Enrico Piga della Sindustria Rovigo, terzetto dell'Atletica Dolomiti Belluno, Stefano Darold, Giovanni Dal Ponte, ed ecco la Michela Zanatta che solitaria sta guidando la gara femminile. Alle sue spalle qualcosa sta succedendo, infatti è Michela Zorzanello che ha allungato e si è portata in seconda posizione. La segue a una ventina di metri Laura Cavara e poi dietro a Cavara Lionzo, Laura Cavara dell'Atletica Città di Padova. L'attacco di Marco Pettenazzo ha prodotto i suoi effetti, infatti si è formato un terzetto al comando della gara, Pettenazzo, Lazzaro e Salvador. Alle spalle dei tre vediamo Simone Bertin insieme a Marco Dalle Molle, poi Enrico Piga con alle sue spalle il portacolori della Vicentina Giacomo Sartori